benvenuti a Telefriuli, benvenuti al Punto, naturalmente buon anno a tutti e buon anno soprattutto al sindaco di Cosiano, l'amico David Asquini, benvenuto negli studi di Telefriuli. Grazie mille, tanti auguri innanzitutto a te e a tutti i telespettatori di Telefriuli. Benissimo, allora iniziamo con un sindaco giovane e pimpante perché insomma è uno che ne sa, mi pare che si sta distinguendo nel panorama. Allora la situazione a Cosiano, che è un paese che mi pare che sta molto da fare in molte situazioni, quindi se lo descrive. La situazione a Cosiano diciamo che è simile agli altri comuni in un momento di pandemia. Sì. Ogni tanto ci chiamo noi sindaci i sindaci del Covid, come sono stati i sindaci del terremoto, noi siamo i sindaci del Covid. Chiaramente non è paragonabile in tutto e per tutto, ma il biennio di crisi evidentemente c'è stata. Tutti i piani sono stati riformulati, rivisti e ovviamente sono stati rivisti rallentandoli, questo è evidente. Siamo stati fermi anche noi diverso tempo e poi c'è il problema anche sanitario perché adesso effettivamente si inizia a essere un pochino in difficoltà, ma in difficoltà anche per esempio con i dipendenti, alcuni chiaramente possono ammalarsi, altri possono entrare nelle famose quarantene e quindi piccoli comuni che comunque vedono pochi dipendenti, molto meno di una volta, basti pensare che 6 anni fa avevamo 4 dipendenti per quanto riguarda gli operai comunali, adesso ne abbiamo soltanto 1, tanto per fare, insomma, dare un'idea di cosa stiamo vivendo e in questo momento insomma, stiamo cercando sì di allargare di nuovo la possibilità di avere nuovo personale, ma comunque insomma, non è facilissimo e soprattutto di questi tempi perché i concorsi vanno molto a rilento, non per colpa di nessuno ovviamente, ma purtroppo... Segretari comunali come siete? Scavalco, segretario comunale ce n'è 40 in tutta la regione per 215 comuni e noi ce l'abbiamo a scavalco e dico fortunatamente anche perché insomma è una persona valida ma ovviamente non l'abbiamo titolare e quindi questo è un bel problema per i comuni. Abbiamo fatto una lettera proprio in regione ultimamente grazie ai miei colleghi della comunità collinare e attendiamo notizie anche se non siamo proprio molto ottimisti a tal proposito. Un argomento questo che andrebbe tenuto in maggior conto secondo me. Speriamo che la regione ne tenga conto. Dunque di professione insegnante, quindi la questione delle scuole come... Allora la questione delle scuole regge ancora perché all'interno delle scuole i ragazzi si comportano molto bene e sono quasi dei soldatini, anche il corpo docenti devo dire ha preso con una serietà estrema questo problema del Covid. Il problema è ovviamente al di fuori della scuola, i mezzi di trasporto come ben sappiamo e soprattutto sì, nelle grandi città o comunque insomma nei paesi un po' più grandi. Diciamo che non è il momento di mollare ma è il momento di stare molto attenti. Ecco, un bilancio generale facciamolo anche sulla Collinare che mi pare che rappresenta il vertice, no? Se non sbaglio. Beh sì, la Collinare rappresenta una storia che dura da oltre 50 anni, quindi insomma una storia molto molto importante di cui ne vado particolarmente fiero essendo il presidente dell'Assemblea dei Sindaci. Da 2 anni lo sono e ne sono molto onorato perché ho visto proprio la trasformazione in ente pubblico, quindi insomma qualcosa di molto importante. La comunità collinare in questo biennio diciamo che si è dimostrata molto attenta al territorio ma soprattutto molto attenta all'evoluzione sociale e storica del nostro territorio, in particolar modo per quanto riguarda le comunità energetiche che sono un progetto fantastico che sta prendendo vita grazie a dei contributi molto importanti da parte della regione, ovvero produrre dell'energia pulita ovviamente poi da distribuire ai cittadini. In secondo luogo il turismo perché il nostro territorio, non possiamo negarlo, che è un territorio molto bello, caratterizzato dalla natura e dalla storia. È sottovalutato ovviamente perché... Ma poi mi pare che adesso c'è un progetto importante, quello del Corno, no? Quello è un altro progetto ancora che non è propriamente all'interno della comunità collinare, anche se vede molti comuni della comunità collinare, ma vede unire 2 territori che sono fantastici ma anche molto importanti dal punto di vista strategico che sono San Daniele e Codroipo e tra San Daniele e Codroipo per fortuna c'è anche Cosiano. È un asse importante, ci sono molti paesi che hanno Torrente Corno che tra l'altro da pochi anni è diventato fiume per una questione puramente tecnica, è un via vai diciamo sia naturalistico sia culturale sia ecologico ma anche economico che deve legare appunto un territorio che lega appunto le ultime colline moreniche proprio con la bassa o meglio il medio Friuli.
E questo, diciamo che sta nascendo questo progetto. Beh, insieme ad altri comuni importanti come Mereto, Rivedarcano e i due prima indicati, e proprio i primi giorni del prossimo anno, il 4 di gennaio, ci sarà un nuovo incontro tra i sindaci per progettare la possibilità di ricevere dei soldi tramite il PNRR, che ovviamente è un bacino per noi fondamentale per i comuni. Benissimo, quindi allora fra poco avete questo incontro che darà sicuramente i frutti, perché insomma, i soldi ci sono, i progetti, le idee anche, quindi insomma no. Ecco, però Cosiana si distingue anche per eventi sull'arte in particolare, Sì, siamo... no? Perché l'ultima volta ci siamo sentiti, c'è una cosa molto importante, molto interessante. No? Sì, siamo comune dell'arte ormai da 2 anni e mezzo, praticamente prima della pandemia. Abbiamo chiuso la capsula del tempo, di solito si aprono le novità e noi invece le abbiamo chiuse dentro, e si aprirà esattamente a settembre fra 100 anni. Questo ha fatto sì che Cosiano insomma sia balzato all'onore delle cronache di tutti i giornali, ma anche insomma dei telegiornali, di Telefriuli ovviamente, perché abbiamo avuto un'idea che nel momento proprio di difficoltà è uscita quasi spontanea, ovvero creare un evento nuovo. Non si poteva più fare gli eventi dell'era pre-Covid, e quindi abbiamo riunito quasi un centinaio di opere d'arte all'interno di una capsula, unendo anche i pensieri, le parole, ma anche i video della popolazione, ovvero di chi volesse metterci dentro qualcosa. Non sapremo mai cosa c'è dentro, a meno che il sindaco non lo dica, ma non lo dirò, Non lo dirò perché, e fra 100 anni i nostri concittadini lo sapranno. Chi stapperà questa bottiglia, questa capsula, insomma, Esatto. saprà, insomma. Ecco. Di cosa si tratta? Bene, parliamo un po' anche di tasse di tributi, perché come è una cosa interessante anche quella, no, per i cittadini, specialmente il momento in cui stiamo attraversando. Beh, insomma, per fortuna a Cosiano non abbiamo mai alzato le tasse e i tributi negli ultimi 10 anni, e neanche ovviamente in periodo Covid, perché come è stato detto ripetutamente anche da altri sindaci, adesso non è assolutamente il momento di alzare le tasse e o i tributi. È chiaro che il momento è molto particolare e va vissuto in maniera molto intelligente. Ci sono altri modi per riuscire a ottenere dei soldi, in particolar modo dallo Stato in questo momento, per cui se riusciamo a mantenere i tributi come prima, o addirittura come è stato fatto appunto per esempio per la Tari, cercare di abbassarla soprattutto per le famiglie in difficoltà e soprattutto per le ditte, perché quelle sono quelle che hanno sofferto di più in questo periodo, ma allo stesso tempo riuscire a recuperare i soldi grazie ai contributi statali che i comuni possono ovviamente, ai quali i comuni possono attingere, ecco che il bilancio di per sé va ancora in equilibrio. Quindi abbiamo contemporaneamente aiutato le persone, aiutato le partite IVA, ma il comune non è andato in sofferenza. Ecco, quindi ha parlato lei anche di imprese, quindi anche della questione del lavoro, no? Che insomma è molto importante. Ecco. E in questo periodo di Covid più di qualcuno ne ha sofferto, la situazione anche sociale mi pare che, non dico degenerata, ma comunque un disagio maggiore c'è stato, no Sindaco? Sì, Cosiano nell'ultimo anno è andato in controtendenza, nel senso che ci sono molte ditte che chiedono invece operai specializzati o comunque persone qualificate per la nostra zona industriale, anche perché siamo in grande espansione. Nell'ultimo anno sono state assunte oltre 130 persone soltanto nella nostra zona industriale, e nel prossimo triennio si vedrà un'espansione molto importante proprio di alcune ditte lì presenti, tant'è che stiamo lavorando proprio per ampliare la zona industriale, e nel prossimo anno, anzi in questo anno siamo ormai già nel 22, nostra intenzione è proprio arrivare a questo punto. È chiaro che però tra tante esigenze propositive c'è anche chi ha bisogno sempre di una mano, e il comune di Cosiano è molto attento proprio a questo, tant'è che io personalmente ho chiamato per esempio tutte le famiglie con qualche malato di Covid, non soltanto per far sentire la vicinanza, ma anche per vedere se hanno bisogno di qualcosa, perché la vicinanza anche fisica attraverso la protezione civile è fondamentale. C'è tanta solitudine ancora e necessità nei piccoli comuni, ma anche insomma nelle grandi città, ed è per questo che secondo me le amministrazioni locali devono farsi portatrici anche di questa necessità. Gli dà anche sicurezza, no? Autostima, Certo, nel senso certo. che insomma non si sentono abbandonati, ecco, questo è molto importante. Ecco, per quanto riguarda la Regione, no? Che ha varato questa idea delle enti di decentramento regionale,
dovrebbe essere una specie di aree vaste. Sì. Ecco, cosa ne pensa? Perché mi pare che il discorso è molto sopito, quest'anno dovrebbe in qualche modo decollare, insomma, no? Beh, è notizia di 4-5 giorni fa che alcune strade saranno proprio prese in gestione dalle DR, no? Da questi enti decentrati. Dico la verità, la cosa sta nascendo in maniera abbastanza lenta, talmente lenta che non fa neanche molta notizia. Stiamo aspettando anche noi sindaci, anche con una certa, diciamo, premura, di sapere di cosa si tratterà nella realtà poi dei fatti, cioè dal punto di vista pratico, perché dal punto di vista teorico, insomma, l'abbiamo capito tutti e non è questo un problema, perché la necessità, per esempio, di manodopera ordinaria nelle strade è evidente, i comuni non possono assolutamente farsi carico, insomma, ma la maggior parte, per esempio, delle strade del comune di Coseano non sono comunali, quelle più importanti sono regionali o ex provinciali, quindi sempre regionali, quindi, e dobbiamo riuscire appunto a capire a chi andranno queste strade, perché la manutenzione, come lei ben sa, insomma, è fondamentale. Beh, soprattutto i cittadini questo lo vedono subito, lo percepiscono, perché le Certo, grandi certo. opere va bene, ma poi insomma c'è anche la quotidianità, no? Sì. Ecco bene, allora, in questo anno qualcosa che la preme più di tutto? Ma, per il Oltre alla serenità, la pace, lo diciamo tutti, ma cose concrete come diceva lei prima. Sì, ci sono moltissime cose ovviamente, ma una delle cose fondamentali è quasi una richiesta alla Regione. Ovvero i comuni, secondo me anche i grandi comuni, ma soprattutto i piccoli comuni, e sappiamo che su 215 comuni la stragrande maggioranza in Friuli ovviamente è composta da quelli piccoli, hanno la necessità sì di ricevere soldi, ma hanno la necessità soprattutto di ristrutturarsi all'interno dei propri municipi con dipendenti. Ci sono ovviamente dei limiti notevolissimi in questo periodo che sono stati superati e noi abbiamo questa necessità quindi di avere sì i soldi, ma se non abbiamo poi i dipendenti per poter trasformare questi soldi in opere, rischiamo di fare un buco nell'acqua. Questo diciamo che è una richiesta alla Regione. Per quanto riguarda invece la mia cittadinanza, ma un po' tutti insomma, diciamo che mi piacerebbe mettere in evidenza sempre ciò che unisce le persone, non ciò che divide, che è molto più facile fare quello. Bene, allora questo è l'auspicio per il 2022, insomma, che è un bel auspicio, no? Naturalmente io ringrazio il sindaco di Coseano, il nostro amico David Asquini, che naturalmente tornerà qui a trovarci più avanti questo anno. A voi un buon anno sereno e naturalmente che sia il migliore possibile. Alla prossima.